Duplice incontro del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con i pescatori veneti. Domenica a Porto Tolle, nella Sacca di Scardovari, lunedì mattina a Chioggia. Tema l'invadenza del granchio blu che mette a rischio le coltivazioni di vongole. Già stabilito dal governo un risarcimento di quasi 3 milioni di euro per lo smaltimento, ma il ministro dei due incontri con le cooperative dei pescatori locali ha sottolineato la volontà di utilizzare il prossimo fermo biologico per dedicarsi massivamente alla cattura dei granchi blu, ma ha anche aggiunto che è necessario favorire la commercializzazione e il consumo e trasformare il problema in opportunità. Per il ministro potrebbe diventare il granchio della felicità per la percentuale di vitamina B12 che contiene, tanto anche da organizzare una festa per questo crostaceo apprezzato particolarmente in America. Lollobrigida ha anche affrontato la questione della pesca a strascico nel mirino dell'Unione Europea. L'Italia, ha detto, non può permettersi ulteriori penalizzazioni al settore e insisterà sulla necessità di una deroga. La tutela dell'ambiente non può prescindere da quella del sistema produttivo. Continua a credere, ha concluso, che i pescatori come gli agricoltori siano i primi ambientalisti.